Si inaugura la 25esima mostra dei vini di OCG di Vittorio Veneto, un appuntamento importante per la Proloco di Vittorio Veneto che vede la partecipazione di tanti produttori, tanti vini del territorio. L'iniziativa nasce per promuovere i prodotti tipici dell'alta marca trevigiana e nel corso degli anni si è consolidata come un evento per promuovere non solo il reparto enogastronomico ma anche l'ambientazione naturale delle nostre colline stupende che sono diventate patrimonio UNESCO e il patrimonio culturale, storico e artistico delle nostre città. Un ringraziamento speciale va alle cantine che partecipano, che hanno dato fiducia alla nostra richiesta di partecipazione. Sono ben 28 le cantine, abbiamo 53 vini in classifica come Prosecco, Conegliano, Valdobbiadene superiore di OCG. In totale comunque ci sono anche altri vini fuori classifica, abbiamo 64 vini. Lunedì scorso una commissione composta da 21 esperti di Assoenology, FISAR e ONAV si sono riuniti, hanno valutato i vini, in particolare come ogni anno i primi 3 vini classificati e il miglior vino della cantina vittoriese. Nelle due fine settimane dal 23 fino a lunedì 2 giugno voglio segnalare degli eventi speciali, in particolare il 25, domenica 25, ci sarà una passeggiata, una visita guidata salendo sul santuario di Sant'Augusta con visite alle varie cappelle, ecco, e alla fine vi aspettiamo qua alla mostra per un ristoro. Il 2 giugno c'è una mostra Libertà e Resistenza, una mostra che si tiene al Museo del Cenedese, al termine del quale poi avrete un brindisi, potete fare un brindisi qui sempre alla mostra. La manifestazione di punta è sicuramente quella del sabato 31 maggio, ossia la 20ª edizione del Palio Nazionale delle Botti. Abbiamo già 12 squadre partecipanti, dalla Sicilia al Piemonte alla Campania, Toscana, Friuli Venezia Giulia. Come sempre sarà alto l'agonismo fra le squadre, ma poi si concluderà sempre con una grande festa. Inizierà come gli ultimi anni qui a Palazzo Minucci con i giochi per i più piccoli. Un corteo poi accompagnerà le squadre in Piazza del Popolo dove ci saranno le qualifiche e più tardi poi le gare si svolgeranno qui in centro storico a Serravalle. Un ringraziamento speciale poi per la fondazione, per gli sponsor e quest'anno anche abbiamo come preparatore per i piatti tipici da accompagnare alle degustazioni ci sarà l'alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, quindi si consolida anno dopo anno la collaborazione con l'istituto che tiene alto il nome della gastronomia non solo in questa regione ma anche in tutta Italia, visto tutti i premi che riesce a vincere, quindi arrivano sicuramente dei piatti di qualità. 25esima mostra dei vini di OCG di Vittorio Veneto, un'importante iniziativa promossa dalla Proloco di Vittorio Veneto. Sì, promossa dalla Proloco che si collega alla primavera del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, quindi nell'ampio panorama di una serie di iniziative portate avanti su tutto il territorio, un'esperienza ormai consolidata, 25 anni, e soprattutto in una cornice che quest'anno rinnova la presenza all'interno di Palazzo Minucci De Carlo, l'unione quindi fra enogastronomia e cultura del territorio, uno dei modi migliori a mio avviso per promuovere la nostra città e per rappresentarne e consolidarne l'identità all'esterno. E quindi l'invito da fare ai nostri telespettatori per i prossimi fine settimana qual è? Fare un passaggio qui a Serravalle, passeggiando sotto i portici, di entrare a Palazzo Minucci De Carlo, di assaggiare e degustare i vini del territorio, oltre 50 presenti qui in mostra tra la DOCG, più di 60 considerando anche gli altri tipi di vini, e di grandissima qualità da quello che è stato l'esito delle degustazioni fatte dagli esperti, e quindi di approfittare magari anche per visitare, se non lo hanno già fatto, Palazzo Minucci De Carlo.